Il grande giorno del derby al Palagozzano, si sfidano Antenore Sport Padova e Calcio Padova. È una partita, dobbiamo dirlo, che l'Antenore Sport Padova attendeva forse da quando è nata, quindi grandissima atmosfera a un Palagozzano che è gremito, tante volte abbiamo visto pieno il palazzetto, ma qua veramente non ci sta più uno spillo. Comincia in questo momento il derby tra Antenore Sport Padova e Calcio Padova, però ha dispensato la sua classe anche dopo aver compiuto i 40 anni. Attenzione, ottimo questo scambio che porta ad involarsi Stivanello. Prima grande occasione per il Padova, bravissimo Calgaro a parare. Ogni tanto la formazione di Rozzato un po' vulnerabile per vie centrali. Cabral prova a rispondere, ottimo dribbling sinistro sul portiere, grande occasione anche per l'Antenore. Attenzione al contropiede, siamo già dall'altra parte, cade De Nilsson, non c'è fallo per l'arbitro. Rizzi si fa vedere Varotti in mezzo, Crepaldi, rete, ha segnato Federico Crepaldi. Antenore Sport Padova 1, Padova 0, sblocca subito il risultato il capitano, che adesso ha una dedica speciale ed era forse uno dei giocatori che più sentiva questa partita, e il gol lo trova meritato. Cinquino cerca la torre, sbaglia però il servizio. Attenzione al contropiede del Padova, ma c'è ancora un grandissimo Cesari che stoppa, fa ripartire Bortolini, palo di Bortolini. Attenzione a Stivanello che ha un po' di spazio ma è bravissimo a ripagliare Cinquino e poi a far partire il contropiede. Ancora Cinquino, il servizio per Crepaldi che da pochissimi passi non riesce a mettere dentro il 2-0. Lancio lungo a cercare De Nilsson, Cabral non riesce ad anticiparlo e De Nilsson va a segnare l'1-1 del Padova. Proprio il capitano, il numero 10, vuole sentire il rumore dei propri tifosi. Clamorosa disattenzione difensiva dell'Antenore e così a 3 minuti e 19 secondi dalla fine del primo tempo il Padova trova il pareggio. Cinquino se la sposta sul sinistro, poi il pallone colpisce anche la nostra telecamera, fortunatamente nulla di grave mi sembra per il grande Daniele Canton, che riesce stoicamente a restare in piedi, a continuare le riprese e a farci vedere anche questo tiro di Cinquino parato dal portiere. 4 alla fine del primo tempo, ci prova Bortolini contro un avversario, 2 volte contro un avversario, poi Crepaldi sbaglia, può involarsi De Nilsson, una finta, entra in area, paratona di Calgaro, ha rischiato qui l'Antenore. E Cabral rientra con il destro, il tiro, rete, ha segnato Cabral, forse con una deviazione, ma il pallone è entrato. Antenore di nuovo in vantaggio dopo poco più di un minuto del secondo tempo. In rete Daniel Paolino Cabral, aumentare il vantaggio per non subire la beffa. Crepaldi, c'è ancora qualcosa in area, calcio di rigore perché c'è stato un fallo di Penzo su Rizzi nell'area del Padova. Fischia l'arbitro, parte De Vivo e traversa e la palla fuori, spreca il rigore l'Antenore con De Vivo che calcia sulla traversa. Recupera Bortolini che poi viene atterrato, ancora un calcio di punizione, adesso c'è il cartellino rosso, doppia ammonizione per Bari che era stato ammonito pochi istanti fa. Padova che si difende praticamente in area, Cesari, Cabral, Cesari, una finta, Cabral, rete, la doppietta di Cabral, vale il 3-1 per l'Antenore. Daniel Paolino Cabral dopo poco più di 6 minuti del secondo tempo segna il 3-1 dell'Antenore sul Padova. Con Penzo, 1 contro 1 con la torre, Penzo il tiro, la respinta del portiere, attenzione al contropiede dell'Antenore, la torre non riesce, c'è Stivanello, ecco Tiangium, 1 contro 1 con Cabral che gli ruba il pallone, riesce a tenerlo e poi a concludere, deve parare il portiere per negare la tripletta a Cabral. Penzo, De Nilsson largo, bene per, attenzione il gol e c'è la rete del Padova che riapre la partita, esplode lo spicchio di tribuna occupato dai sostenitori biancoscudati, ha segnato Zecchinello e quindi Antenore 3, Padova 2 quando mancano esattamente 3 minuti alla fine del secondo tempo. Palla l'Antenore
Calgaro, lungo per Rizzi, non c'è il portiere, Rizzi la tiene, il tiro, palo di Rizzi, a un passo dal 4-2 l'Antenore. Tiene palla ancora Cabral, indietro per Cinquino, ottimo il servizio in profondità per Cabral che però la spara sul portiere. Può essere un angolo prezioso, però Cinquino batte subito per Rizzi, ancora un palo di Rizzi, è il secondo consecutivo, incredibile. Ancora Rizzi e ancora la parata del portiere, non riesce a chiuderla l'Antenore. Nell'ultima azione probabilmente della partita per cercare il pareggio, penso De Nilsson. Scorre la sirena, il Padova avanza, 1 contro 1 di De Nilsson, sbaglia però e Grieco può andare a involarsi, mancano 2 secondi e Grieco segna sulla sirena il gol del 4-2 che regala la vittoria nel derby al Padova, proprio sulla sirena. 4-2 per l'Antenore Sport Padova, si vince il primo derby della storia contro il Calcio Padova. Come dal punto di vista del gioco l'Antenore ha meritato questa vittoria. Finisce quindi in trionfo per l'Antenore Sport Padova che vince il primo derby della storia contro il Calcio Padova e quindi adesso può festeggiare sotto la tribuna gremita dai propri tifosi. L'Antenore ha vinto 4-2 il derby contro il Padova.